finalmente si faccia un film per raccontare la strage di Pizzolungo, la strage in cui morirono mia madre e i miei fratelli, ma preparata per uccidere il giudice Carlo Palermo, è importante. È importante perché anche con un film si può fare memoria. Non è la prima volta che mi sono dedicato a una storia vera e credo col tempo di aver maturato la sensibilità, la delicatezza, mi fa entrare in esistenze altrui in punta di piedi, con molto rispetto e molta anche proprio sensibilità umana, vicinanza, empatia, che cerco di mantenere dall'inizio proprio. Conoscevo questa storia come tante storie di cronaca italiana, per sentito dire, perché magari hai la possibilità di frequentarle per studio personale o per eredità dell'opinione pubblica, però non la conoscevo così a fondo. Antonina, lei è Margherita. Ciao. Margherita, lei è Antonina. Antonina è la nuova compagna di Nunzio, il papà di Margherita, e sarà l'amica, la mamma, la sorella di Margherita durante il percorso della sua vita. Diciamo, io ho visto quelle poche immagini che ci sono di lui, ho visto un uomo che piangeva e mi ha colpito molto questa cosa, perché questa sua fragilità così mostrata senza nessun timore anche in pubblico mi ha molto emozionato. La cosa che forse apprezzo di più, della quale ancora cerco di capacitarmi ad oggi mentre lavoro sulle scene, è la capacità, la forza che ha avuto nel trovare dentro di lei la voglia di andare avanti, di avere delle risposte, una verità, una giustizia, ricercarla da qualche parte. Non sono mai diminuite, non sono mai svanite. È rarissima in qualsiasi essere umano e prova di una grande forza, una grande resilienza. Le dobbiamo notificare l'invito a costituirsi parte civile nel nuovo processo contro i mandanti della strage? Ci sarà un nuovo processo? Sì. E qui abbiamo aperto abbiamo spalancato un portone, non aperto una porta. Siete sintonizzati su Radio In, io sono Elena Chiavetta. Ivan Scinardo, titolarissimo di Open Day Cinema, ci accompagna in questa puntata di mercoledì per raccontare anche un futuro aprile. Ma non siamo soli, perché con noi uno dei protagonisti di questo lavoro che è andato in onda il 21 maggio scorso, che ha totalizzato oltre 2 milioni di ascolti per il 14% di share. È con noi Emanuele Aita. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Emanuele, bentornato. Aita, perdonami. E poi è Manuele con 2 M. Con 2 M. Io ho sto 2 disgrazie. Perché c'hai 2 M in Emanuele? Perché il nonno si chiamava così. Allora, vedi, si porta avanti. Sì, per complicarmi un po' la vita. Senti caro, intanto è un onore e un piacere averti con noi, è da mesi che ne parliamo, ovviamente è un nuovo appuntamento rimandato in presenza qui in studio quando sarai magari con tuo fratello in vacanza nella tua meravigliosa Palermo. Siete veramente persone speciali, Emanuele. Io ti seguo dai tempi dell'Allieva e mi hai fatto innamorare del tuo personaggio un po' goffo, un po' cucciolotto. Con la splendida Alessandra Mastronardi hai fatto veramente entusiasmare parecchio l'Italia, e in questo ruolo da commissario a fianco del giudice Palermo, in questa storia vera, come ci ha raccontato il regista Graziano Diana del backstage, ecco, vesti i panni di un'istituzione importante come quella della polizia che deve fare le indagini contro questa strage di Pizzolungo. Sì, vesto i panni del commissario Campo, che è un personaggio realmente esistito. Non si chiama Campo veramente, ma insomma è un personaggio che ha dato un grandissimo contributo a tutte le indagini dell'epoca, centrato dentro, perché prima di essere un'istituzione era prima di tutto un uomo che ha partecipato a questa tragedia. Non è la prima volta che mi capita di interpretare un personaggio realmente esistito, sì, perché è la mia terza volta, però mai come questa volta mi ci sono buttato dentro, perché oltre, il soggetto, la sceneggiatura era scritta benissimo, in più ci sono arrivate tantissime informazioni.
In più ho studiato, ho incontrato persone, ho incontrato gente che è stata lì quel giorno lì, che ha visto delle cose terribili che è meglio non ricordare, o meglio, sarebbe bene ricordare anche guardando il film, perché la memoria è una parte importante di questa narrazione, ecco. Però questo mi ha aiutato a capire il dolore che c'è stato in quei giorni lì, che se non respiri l'aria di quei luoghi, il dolore che c'è stato in quei luoghi lì, non potrai mai capire. Siccome noi abbiamo girato esattamente nei luoghi della strage, la casa del giudice Carlo Palermo era la vera casa del giudice Carlo Palermo, quindi siamo stati immersi in questa totalità di dolore e memoria. Secondo me questo ci ha aiutato a portare a casa un grandissimo lavoro, credo. Senti Emanuele, interpretare un ruolo così complesso e far vivere allo spettatore le fasi concitate anche di un'indagine che doveva portare ai mandanti, agli esecutori di questa strage, credo che ti abbia veramente anche mandato in crisi come attore, come professionista, perché poi quando si parla di fatti realmente accaduti bisogna rimanere aderenti alla realtà. Sì, allora in realtà non userei proprio la parola crisi, ma piuttosto userei la parola responsabilità. Giusto. Cioè mi sono sentito carico di responsabilità, perché lì devi stare attento, devi andare appunto, come diceva Peppino Mazzotta, in punta di piedi, sì, a raccontare una storia del genere. Col massimo rispetto, con la massima neutralità, capire cosa hanno provato quelle persone lì. E devo dire che ci sono state tante persone che mi hanno aiutato ad entrare dentro la storia. Non uno di meno, volevo ringraziare Rino Giacalone, che è un grandissimo giornalista, certo, che lui ha vissuto esattamente quelle storie lì e mi ha accompagnato nei luoghi, mi ha raccontato un sacco di cose, quindi lo ringrazierò. Storico corrispondente della Sicilia. Aiuta tantissimo nel costruire quello che è poi un personaggio che si va ad interpretare, immagino. Commissario Campo. Sì. Io sono... La figlia di Nunzio Asta. Sì, sono Margherita. Possiamo parlare? Certo. Noi eravamo sulle tracce di quelli di Alcamo già da un po' di tempo. E poi, anche grazie a tuo padre, abbiamo avuto la certezza. Ne parlammo quando ci siamo incontrati. Quel giorno in procura per i passaporti. Non era per i passaporti. Buongiorno. Però non capisco. Se il giudice era in contatto con mio padre, se lo stimava, perché non ha mai sentito il bisogno, non dico di vederci, però almeno di chiamare, di ricordare? Vedi Margherita, ogni dolore ha una sua strada che non sempre si vuole condividere. E io non penso che il giudice Palermo abbia mai finito di percorrerla, quella strada. All'inizio anche tutti noi che gli stavamo vicino lo vedevamo rigido, distaccato, anche gli uomini della scorta. Però questa sua rigidità era solo una facciata, era un uomo solo. E l'attentato, il senso di colpa non l'ha fatto sentire vulnerabile, indifeso. E così, alla fine tutti noi abbiamo imparato a volergli bene per quello che era. Quanto mi è piaciuto questo dialogo, Emanuele, davvero nel selezionare le scene. Per chi sta ascoltando alla radio possiamo anche aiutare contestualizzando, no? Cosa hanno ascoltato? Ci sei tu? No, cosa hanno ascoltato? Emanuele, raccontaci un po' il contesto di questa lei è Ludovica scena. Ciaschetti, ricordiamolo, bravissima, strepitosa in questa scena, cerca delle verità. Cerca delle verità dopo tanti anni. Poi il commissario Campo è invecchiato, perché comunque il personaggio ha un arco narrativo. Arriviamo alla fine della storia dove lui è invecchiato e cercano questo confronto finale, no? Cioè lei cerca di capire perché il giudice Palermo non abbia mai voluto incontrare la famiglia, perché si sia ritirato a vita privata. E quindi il commissario Campo, che l'ha conosciuto molto bene, hanno lavorato a fianco, diciamo stretti, lei dice che forse dimenticare è la medicina migliore per superare un dolore così grosso.
Quindi ecco, si risolvono un po' di cose in questa scena. Sì. Senti Emanuele, sappiamo che hai un treno che parte fra pochissimo, abbiamo un minuto prima di chiudere questa bella chiacchierata. Ovviamente ti ribadisco l'invito a venire qui in radio, ci fa molto piacere parlare della tua carriera. Eliana è specializzata nell'ultima domanda, che te ci la fa puoi dire lei. cosa stai lavorando? Allora, io sono quella vi chiamata ringrazio. dall'NDA. È quella delle estorsioni. Sì. No, vi dico, innanzitutto vi ringrazio perché accetterò volentieri questo invito, perché è sempre un piacere. Sto lavorando a un paio di cose, ma una molto bella, non posso dire tutto, ma diciamo che prossimamente inizierò la mia opera prima da regista. Dai, evviva! E quindi gireremo a Palermo con un grandissimo cast che adesso non posso dire, ma insomma. Questo ci piace ancora di più. Per quando sono inizi, cioè sono previsti gli inizi dei lavori? Aspettiamo, dobbiamo ancora capire un po' di cose, location eccetera, ma siamo appunto in organizzazione. Considerami immediatamente a tua disposizione, Emanuele, davvero. Fantastico, volevo sentire proprio questo, Ivan. Ti stimo tanto, davvero, e ti aspettiamo. Vabbè, dovrai fare dei sopralluoghi, quindi ti aspettiamo. Ovviamente. Grazie Emanuele, fai un buon viaggio in questa traversata tra Milano e Roma in una giornata caldissima. Mi godrò l'aria condizionata del treno. Grazie mille. Di cuore per questo lavoro. È possibile vederlo su piattaforma, su Rai Play. Rai Play, sì, esatto, Rai Play. Lo ricordiamo, Un futuro aprile. Fantastico. Grazie Emanuele Ita, Ciao. grazie mille per essere stato Ciao con noi. a tutti, Ciao.